Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Perché questo? Perché parlo un po' delle amicizie che vengono a trovarmi su Face o nel canale vostro Marietto Veneziano, vengono e vanno, come in una stazione. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale di Ildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. È inutile dirlo, ma le migliori iscrizioni del mondo di Face c'è già il Marietto Veneziano, Ildegarda. Bene. E poi è anche importante, se vi iscrivete qui sotto, vedete nel link in descrizione, per poter seguirci anche nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera Ildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico molto importante, gratuito, possono venirci tutti. Bene, parliamo un po' di questi c'eravamo, nel senso io e Ildegarda, no? Voi dovete capire che alcune volte alcune persone si avvicinano a noi, sia nei gruppi di Face che nei diari, che chiaramente anche nei canali, no? E pensano che siamo tanto lì per perdere tempo. Però prima di iniziare questo discorso la prenderei un po' più alla larga. Forse qualcuno si è reso conto che io faccio dei giretti in moto ogni tanto, e andando in giro in moto, una cosa molto particolare che si può notare in alcuni paesi stretti, nel senso che sono attaccati uno all'altro, che in alcuni paesi si vive proprio la ricchezza, cioè nel senso che vedi belle case, bei palazzi, belle ville, le strade attaccate e tutte belle pulite, insomma un rigore assoluto, e si vede che c'è stato qualcuno che per anni ha lavorato in una direzione. Poi nel paese attaccato subito dopo si vede come se fossero rimasti al tempo della, come si dice, della ricostruzione bellica, cioè praticamente come se fosse stato appena finita la seconda guerra mondiale. E il vostro Marietto si è sempre chiesto: ma com'è possibile che due o tre paesi attaccati, uno vive nel 2020 e l'altro vive nel 1945, quasi come se fosse appena finita la guerra? Chiaro, perché lì in quei due paesi ci sono state due tipologie di amministrazioni esattamente agli antipodi, una che ha sempre guardato al benessere del paese e invece gli altri che hanno vissuto di campanilismo, e questo porta all'entropia e al nichilismo. Ma è una cosa veramente struggente vedere come esistono due o tre Italie che lavorano nello stesso posto, nella stessa regione, in due modi diversi, è come se fossero due mondi diversi. E questo avviene anche per il mondo Face. Ci sono persone che remano sempre in una determinata direzione nella propositività e nella divulgazione dell'esoterismo, e ci sono sempre persone invece che remano per restare nel nichilismo e nell'entropia. Purtroppo quando vi attaccate a Ildegarda Marietto Veneziano, le storie sono molto semplici: o si va avanti o si scende dalla barca e si va a nuoto in altri gruppi, a cercare nuovi divulgatori. Il Marietto Veneziano, Ildegarda, lo sapete, il primo giro è sempre gratis, poi chi fa il furbetto si passa alla cassa, lo sapete, no? Ormai è inutile dirlo. Quindi quelli furbacchioni che vengono come si dice, a lisciare e poi vanno in altri gruppi a parlare male del Marietto Veneziano e Ildegarda, ne abbiamo avuti molti. Io ormai è da 20 anni che giro sui social, ho una certa esperienza, c'è sempre qualcuno che purtroppo pensa di essere il più furbo del quartierino, ma non funziona così. E questo lo si vede anche andando in giro in moto. Ci sono strade e palazzi e case e città che vivono nell'abbondanza perché hanno sempre cercato di costruire, e ci sono proprio zone praticamente come se avessero avuto la seconda guerra mondiale, come se fosse finita la seconda guerra mondiale, che vivono quasi nella preistoria. E la stessa cosa ci sono in gente che viene nel gruppo del Marietto Veneziano, Ildegarda e di Milas, chiaramente, che cercano di fare furbetti al quartierino, cercando di annichilare o fare andare in entropia questi gruppi fiorenti, ma non funziona così, e lo dimostrano i fatti e i dati. Il vostro Marietto ha dato più di 1 milione, con Ildegarda ha dato più di 1.300.000 circuiti gratuiti
negli ultimi 5 anni, e non sono pochi, penso che in Italia ci siano stati pochi che a livello gratuito abbiano dato così tanto, e diciamo i nostri gruppi e nel canale Telegram siamo in ascesa, sebbene la materia è difficile perché noi cerchiamo anime antiche, non stiamo lì a, come si dice, pettinare le d'agide per anime giovani. Quelle si dovranno fare il loro cammino, prendere i loro sassolini e scarpe e quant'altro. Quindi il messaggio è molto semplice: il Degare Marietto Veneziano c'erano, ci siamo e ci saremo anche dopo che queste piattole se ne saranno andate via. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!